Ancora una vita spezzata in montagna, la terza in pochi giorni sulle Dolomiti, vittima un alpinista di 36 anni, Riccardo De Anna, originario di Montebelluna, caduto per circa 80 metri mentre stava affrontando la via dei Pacifici sulla torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra Bellunese e Trentino. A lanciare l'allarme attorno alle 13:15 è stato il compagno di cordata che non ha più visto né sentito l'amico dopo una difficile manovra sul quarto tiro della via. L'uomo rimasto appeso in sosta alla parete è stato recuperato con un verricello dall'elicottero Falco 1 del Su 118 di Pieve di Cadore, mentre le operazioni sono state coordinate insieme alla centrale di Trentino Emergenza. Per l'equipaggio in volo di avvicinamento alla parete è stata subito chiara e drammatica la situazione. Il corpo del 36enne privo di vita, subito individuato, era rimasto appeso alla corda dopo il volo di circa 80 metri. Inutile ogni tentativo di soccorso. Per primo, con un verricello di 40 metri, è stato issato a bordo il compagno fermo in sosta, che ha poi raccontato di avere sentito l'amico muoversi in alto attorno a un passaggio probabilmente più impegnativo e poi l'ha visto precipitare, passargli accanto e sparire alla sua vista. Lo scalatore è stato lasciato al rifugio Boz assieme all'infermiera dell'equipe sanitaria. Successivamente Falco 1 è salito nuovamente in parete per il recupero della salma, trasportata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Mezzano e affidata ai carabinieri per i rilievi del caso. Una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza in parete in un periodo che già sta facendo segnare un drammatico bilancio di vittime tra appassionati ed esperti di montagna.